Forza Italia presenta la lista provinciale Calenda in Sicilia al fianco di Armao, candidato presidente. Incidente mortale tra Cammarata e Santo Stefano Quisquina, camion si ribalta, muore conducente. Romeno cade dal tetto mentre cerca di riparare antenna televisiva. Contenzioso tra il comune di Porto Empedocle e il gruppo Moncada Energy per la restituzione dei locali dell'ex area industriale. La società invia una lettera alla stampa per informare le istituzioni e la popolazione. L'1 settembre Lise, il 3 Irame, il 9 Coez Drusilia, il 10 e poi 17 e 18 Ramazzotti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica ad Agrigento, nella sede provinciale di Forza Italia, si è svolta la conferenza di presentazione della lista provinciale di Forza Italia per le elezioni regionali del 25 settembre. Oltre al vice coordinatore regionale del partito Riccardo Gallo, candidato alle regionali, è presente nel listino a sostegno del candidato presidente Renato Schifani, sono intervenuti Margherita La Roccaruvolo, candidata alle regionali e alla Camera dei Deputati, candidati alle regionali Enzo Fontana, Alessandra Fiaccabrino, Luigi Salvaggio e Antonino Vincenti. L'incontro è stato anche occasione non solo per presentare le candidature, ma anche per tracciare alcuni punti relativi al programma di Forza Italia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta ieri presso la sede di Forza Italia ad Agrigento la prima conferenza stampa e la presentazione dei candidati che comporranno la lista per le elezioni delle regionali del prossimo 25 settembre. Oltre al vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, candidato alle regionali e presente nel listino a sostegno del candidato presidente Renato Schifani, sono intervenuti l'onorevole Margherita La Roccaruvolo, candidata alle regionali e alla Camera dei Deputati, e i candidati alle elezioni regionali dottor Enzo Fontana, Alessandra Fiaccabrino, Luigi Salvaggio, Antonio Vincenti e l'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto. Onorevole Gallo, lei ha preparato una lista forte, competitiva, tra l'altro inserito nel listino. Quale obiettivo pensa di raggiungere? Mi auguro di fare la prima lista nella provincia di Agrigento. Abbiamo la fortuna di avere per la prima volta il presidente della regione che è di Forza Italia. Spero e sono sicuro che daremo le risposte dovute per la nostra provincia. La lista è stata fatta con persone che dall'inizio, senza sapere che ci fosse stato il listino, sono venuti in questo progetto e spero che questo progetto possa essere veramente di grande significato politico ed elettorale. Schifani porterà avanti sicuramente un valore aggiunto a tutta la coalizione del centrodestra. Sì, per la sua esperienza, perché è stato, come sapete, Presidente del Senato, una persona di tanta capacità, è un saggio, una persona che realmente sarà totalmente a disposizione della Sicilia. Questo è il suo compito e abbiamo tanta fiducia su di lui. La Roccaruvolo, per lei un impegno doppiamente gravoso, candidatura per le elezioni regionali ma anche alla Camera. Sì, per questo devo dire, voglio ringraziare innanzitutto l'amico, collega, ma amico fraterno Riccardo Gallo, che in una sua, diciamo, estemporanea generosità ha detto vai tu alle nazionali, mi ha chiamato la sera alle 23 per preparare i documenti per questa candidatura. Abbiamo, devo dire, come squadra, e questa è la cosa che voglio sottolineare oggi, abbiamo ottenuto un grande risultato per questa provincia, per questo territorio, per gli agrigentini. Una candidatura alle nazionali, un listino, e sicuramente consentirà a questa lista di poter fare scattare 2 deputati all'Assemblea regionale siciliana. Io credo che questo sia stato un lavoro che in questi anni abbiamo fatto insieme a Riccardo, all'amico Marco Zambuto, alla squadra che c'è stata, a cui si sono uniti gli altri, diciamo così, strada facendo. Quindi io penso che per gli amici agrigentini, per Forza Italia, per quello che questo partito rappresenta come forza moderata, io credo che Agrigento oggi abbia all'attivo una squadra pronta a partire, intanto per fare una bella campagna elettorale dove dobbiamo parlare di programmi e non possiamo parlare di responsabilità, se ce ne sono stati, di governi passati, a noi poco importa. La gente valuterà il lavoro che è stato fatto, ma soprattutto agli agrigentini, ai siciliani serve sapere cosa vogliamo fare per loro, sia se andiamo alle nazionali sia se restiamo a Palermo. Quindi io credo che questo sia l'obiettivo della campagna elettorale, che è iniziata per noi già da qualche
qualche giorno. Uno dei punti fondamentali è lavorare, per quanto mi riguarda, per la sanità, perché molte cose non sono state fatte, vanno ribadite, sottolineate, bisogna trovare dei risultati. La fortuna, la gioia, la contentezza oggi è di avere un candidato alla presidenza della regione, un uomo moderato come il senatore Schifani, un uomo di centro. Questo sicuramente consentirà anche a Forza Italia in questo caso di poter lavorare in sinergia con Palermo e con quello che sarà il risultato della campagna elettorale. Il secondo punto, io credo che sia ancora una volta, per quanto riguarda attenzionare bene i fondi del PNRR, noi, e io lo dico da Presidente della Commissione Salute, in Commissione Salute sono passati due punti fondamentali. Uno è la rete ospedaliera e questa Presidente ha fatto il massimo perché la provincia di Agrigento avesse dalla rete ospedaliera quello che serve per una sanità equa, giusta e all'altezza delle richieste dei cittadini. Dall'altro lato, l'altro elemento importante che è passato dalla Commissione è la rete del PNRR parlando di sanità. Allora dobbiamo ora vigilare a che le case della salute, gli ospedali di comunità abbiano quello che è stato, diciamo così, definito nella rete. Quindi bisogna attenzionare tutto questo, il lavoro è tantissimo, però siamo sicuri di farcela e di lavorare insieme. L'altro elemento, e non lo so se vogliono dirlo gli altri colleghi, sicuramente il turismo e l'agricoltura sono gli altri due punti. Io vengo da una zona preeminentemente agricola e questo è anche qui i fondi del PNRR hanno aiutato e continuano ad aiutare in questo senso. Dobbiamo lavorare tutti insieme per il raggiungimento di risultati che abbiano proprio una ricaduta sul territorio. Onorevole Fontana, si ritorna in campo su Forza Italia, insomma? Sì, si ritorna e devo dire grazie anche agli inviti che ho ricevuto dai vertici del partito, da Gianfranco Miccichè al Presidente Schifani e all'onorevole Riccardo Gallo e all'onorevole La Rocca Ruvolo. Mi hanno invitato a ritornare in campo, a scendere in campo, anche perché ritengo che in questo momento particolarmente delicato sia necessario l'apporto di chi ha anche esperienza, competenza, quindi può dare anche un contributo a quelle che sono le emergenze che in questo momento stiamo vivendo, emergenze particolarmente difficili da affrontare, e poi le risorse anche del PNRR che avranno una ricaduta notevole se utilizzate al meglio. Quindi è un ritorno per me nella casa dove sono stato per 20 anni e quindi sono particolarmente contento di questa scelta, è una scelta che è convinta e quindi farò questa campagna elettorale con grande entusiasmo e inizio da questa sera proprio incontrando i giovani, perché voglio partire proprio da loro, da un incontro con loro, perché io giovane non sono, ma voglio capire meglio quali possono essere i loro problemi, i suggerimenti che mi potranno dare, perché farò tesoro dei loro suggerimenti, farò tesoro di quello che loro mi diranno per migliorare le prospettive dei giovani che non devono più andare via da questa terra, ma che devono restare qui, devono restare nella terra dove sono nati, dove sono cresciuti, dove sono formati, per avere appunto migliori prospettive e quindi grandi possibilità anche di lavoro. Con quale spirito affronta questa campagna elettorale? Il mio spirito è semplicemente quello di diventare strumento per la collettività della provincia di Agrigento e fare veramente qualcosa di fattivo e utile per i miei concittadini e per il resto della provincia. Ecco, parliamo del suo lavoro, come si impegnerà, come metterà a frutto la sua esperienza tecnica. Io cercherò di essere proprio un tecnico della politica al fine di trovare le giuste soluzioni per ogni problema che spero si creerà e che avrò le capacità tecniche per poterlo fare, e ad ogni modo cercherò quei consigli che mi permetteranno di realizzare quel problema che si è creato. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Riccardo Gallo per avermi dato la possibilità di candidarmi nella lista di Forza Italia. Sono consigliere comunale dal 2006 a Canicattì e questa volta ho deciso di scendere in campo per rappresentare la mia provincia, Agrigento, perché ritengo che ci siano le risorse necessarie per sfruttarle e per portare Agrigento finalmente in una posizione di rilievo in questa nostra regione. Noi abbiamo tante possibilità e le dobbiamo sfruttare.
Ma guardi, io innanzitutto per me è un grande ritorno, perché la mia prima candidatura negli anni 90 è stata proprio con Forza Italia. Non mi sono mai allontanato da quest'area di centrodestra e adesso anche spinto, diciamo, dai tanti amici a intraprendere questa grande avventura, anche con l'aiuto del nostro deputato regionale, e affrontiamo questa campagna elettorale con tanto stimolo e tanta voglia di fare, assolutamente sì. Una lista forte, Forza Italia, lei tra l'altro lo rappresenta istituzionalmente alla Regione come assessore regionale, c'è pure il Presidente Schifani, insomma una combinazione vincente per il centrodestra? Assolutamente sì, il centrodestra si presenta in maniera compatta alla regione siciliana, quindi per riuscire a governare con una squadra di governo e con una presenza parlamentare importante, Forza Italia presenta in tutte le province della nostra isola liste molto competitive, così come ad Agrigento una lista fortissima, competitiva, per rappresentare al meglio il territorio della provincia di Agrigento. In provincia di Agrigento, lungo il collegamento stradale tra Cammarata e Santo Stefano Quisquina, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cammarata, un camion si è ribaltato in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo. Si tratta di Corrado Lipani, 61 anni, originario di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dipendente di un'azienda di San Giovanni Gemini. L'incidente non ha coinvolto nessun altro veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e il personale del 118. Un romeno di 63 anni è caduto dal tetto della propria abitazione a Raffadali, nell'Agrigentino, mentre stava cercando di riparare l'antenna televisiva. È precipitato da un'altezza di circa 5 metri. L'impatto è stato violento. L'uomo, che ha riportato un importante trauma cranico, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero nell'ospedale di Caltanissetta. Nel nosocomio è ricoverato in codice rosso, sottoposto a TAC. Sul posto, per indagini e rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Raffadali. A Palermo e a Catania Carlo Calenda tiene la scena per sostenere le ragioni del terzo polo e la scelta del candidato presidente Gaetano Armao. Vediamo. Serve, a patto che i partiti, ricordo che Draghi è stato sfiduciato da Berlusconi, Conte e Salvini e quindi è in carica per il disbrigo degli affari correnti, a patto che i partiti si incontrino e diano disponibilità a fare il rigassificatore a Piombino, se no non avremo il gas quest'inverno, e si impegnino a non fare altri scostamenti di bilancio, perché se continuano a dire 100 miliardi per le pensioni, 50 per la flat tax, eccetera, noi finiamo di nuovo sotto attacco, lo spread va alle stelle, le famiglie entrano in difficoltà finanziarie ancora di più di quello che già sono con l'energia. Ma Draghi farà l'intervento secondo lei oppure no? Guardi, io credo che prima di chiedere l'intervento a Draghi dobbiamo incontrarci noi. Io sono 5 giorni che dico a tutti i leader politici: fermiamoci, vediamoci, incontriamoci, c'è un'emergenza nazionale che sta per far chiudere aziende piccole, grandi e medie, rischia di essere uno tsunami, sediamoci insieme. E ovviamente ricordo, e lo ricordo in particolare agli amici di Forza Italia, che è inutile a chiedere a Draghi di intervenire dopo averlo sfiduciato e che sarebbe molto meglio assumersene la responsabilità e scusarsi con gli italiani. Questo vale per Berlusconi, vale per Salvini, non vale per Conte, perché tanto Conte è tutto contento che l'ha sfiduciato e quindi non mi pare che ci sia lo spazio per un ravvedimento operoso. Il Financial Times ha annunciato già che c'è un attacco speculativo verso l'Italia, la preoccupa? Guardi, adesso sono 10 giorni. Vede, il problema è che questi leader non sono mai usciti dall'Italia. Sono 10 giorni che questa cosa era chiara, ben prima del Financial Times. Ed è la ragione per cui io sto dicendo: attenzione, insieme ai soldi per le bollette dobbiamo prendere tutti gli impegni, che non faremo cose pazze e folli per cui veniamo messi dentro il mirino da parte di tutti i fondi. Faccio un esempio: se tu dici io il PNRR non lo voglio fare, voglio ridiscuterlo tutto, questo diventa un problema anche per la BCE per darti la copertura, perché oggi lo scudo antispread della BCE è vincolato al fatto che tu rispetti i tuoi impegni. Quindi la cosa
che a me spaventa è anche l'inesperienza internazionale dei leader di destra. Cioè, quello che mi preoccupa è che non hanno ben chiaro come ci si deve muovere in Europa. E questo è molto preoccupante. Un tema sentito dal Sud è il reddito di cittadinanza, come la vede? Ma guardi, noi abbiamo fatto una proposta che secondo me è molto logica. Chi non può lavorare, non è nelle condizioni di farlo, deve continuare a essere aiutato. Chi può lavorare deve essere formato dalle agenzie private. Oggi in Italia, faccio un esempio, mancano 3.000 saldatori. Vanno formati, gli va offerto un lavoro, se rifiutano lo devono perdere, ma contemporaneamente siamo favorevoli al salario minimo a 9 euro, in maniera che quando gli viene offerto di fare, non lo so, faccio un esempio, il cameriere, sia a uno stipendio decoroso, perché oggi molto spesso non è così. Io non è che ci credo, io credo che sia doveroso provarci, dopodiché oggi Salvini, dopo giorni di insulti, ha detto sì, facciamo un armistizio. Beh, e uno ha accettato. Adesso speriamo che Letta, Berlusconi e Conte siano altrettanto ragionevoli. Io lo spero, dopodiché se non lo sono se ne assumeranno la responsabilità davanti agli italiani. Chi mette prima oggi la campagna elettorale rispetto all'emergenza bollette elettriche se ne assumerà la responsabilità. C'è un countdown al 25 settembre, ma c'è un 26 settembre che forse è peggio del 25? Dipende, io credo che se il 26 arriva al governo una coalizione di destra, litigiosissima tra di loro perché sappiamo benissimo che Salvini, Meloni e Berlusconi non si possono vedere, che ha programmi completamente diversi. Pensate che oggi Berlusconi rivendica di aver abolito la leva e Salvini chiede di rimettere la leva. Uno fa una proposta della flat tax al 23 e l'altro al 15. Quindi è una coalizione caotica, litigiosa e irresponsabile. E se questa coalizione caotica, litigiosa e irresponsabile arriva al governo del Paese, gli italiani devono aspettarsi uno tsunami finanziario e produttivo che sarà, secondo me, il più grosso che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni. Da qui tutti quanti hanno l'ambizione di fare i presidenti del Consiglio, si sentono preparati. Io nella mia vita ho lavorato alla Ferrari, ho lavorato a Sky, ho lavorato a Londra, ho lavorato al San Paolo, ho lavorato in Confindustria, ho fatto il vice ministro, il ministro, ho presieduto 2 G7, ho fatto l'ambasciatore a Bruxelles. Al curriculum per farlo, ma dico Mario Draghi è molto meglio. E ci sta nella vita di essere capaci di capire che se c'hai Schumacher, tanto per dirla come quando lavoravo alla Ferrari, non è che sostituisci Schumacher e ci metti un pilota di terza fila. Questa cosa è una stupidaggine. In Sicilia sono anche le regionali. Sarà complicato, questa è una terra tendenzialmente di centrodestra, poi i 5 Stelle ultimamente, anche se sono in calo, comunque hanno ancora un loro zoccolo di... Guardi, io vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo preso più voti dei 5 Stelle a Palermo. A Palermo abbiamo preso l'8,5 e i 5 Stelle il 6,5. Quindi quando si va dai sondaggi alla realtà, come era a Roma ci davano al 6%, ho preso il 20%, siamo diventati il primo partito. Tutto cambia. Quello che io voglio dire ai siciliani è: le ricette dei 5 Stelle le abbiamo provate, non hanno portato a niente. Le promesse di rivoluzione prima agli italiani le abbiamo provate, non hanno portato a niente. Proviamo per una volta semplicemente a fare una cosa di serietà, a votare la serietà di chi non promette, ma dice facciamo funzionare le cose che ci sono. Assessore Armà, una candidatura che arriva dal terzo polo, la sua, con un progetto chiaro, quello che si rivolge all'area moderata, senza gli estremismi e senza i populismi. Assolutamente sì, le estreme hanno in qualche modo avuto la prevalenza nei 2 schieramenti centrodestra e centrosinistra. Il PD è andato in collisione con i 5 Stelle e oggi ha una proposta politica limitata a un solo partito. Il centrodestra è nel caos più assoluto, basta vedere gli ultimi 6 mesi di centrodestra in Sicilia per avere la chiara percezione di come potrà essere la prossima legislatura dove vincesse il centrodestra. Noi ci proponiamo con una offerta politica che parte dalla serietà,
non dalle liti, non dagli scontri, non da levati tu come ci metto io, il classico senso della politica siciliana come si è letta in questi giorni, ma hanno una proposta politica che guarda ai diritti dei siciliani, alle prospettive di lavoro, ai tanti ragazzi che sono andati via dalla Sicilia e che possono tornare solo se offriamo vantaggio fiscale per nuove imprese, per nuove attività e soprattutto non facendo andare via quelli che si stanno formando. Ecco, una politica che guarda alla serietà, che guarda non agli annunci privi di sostanza, ma guarda ad una Sicilia che può arrivare attraverso proposte serie. Lei è un assessore uscente, anche vicepresidente della Regione, una candidatura anche nel segno della continuità? Diciamo che alcuni signori, alcuni bocassa del centrodestra dovrebbero spiegare perché hanno cacciato un galantuomo come Nello Musumeci. Oggi c'è un'intervista sulla Sicilia, io ho detto che non mi sarei candidato, laddove fosse stato candidato lui, altrimenti ho deciso di candidarmi proprio perché ritengo che il centrodestra debba spiegare perché ha cacciato Nello Musumeci. Il comune di Porto Empedocle ha preteso dal gruppo Moncada Energy la restituzione dei locali dell'ex area industriale e adesso la società fondata dal defunto Totò Moncada spiega il perché. Perché lo scorso 4 agosto si è parzialmente concluso il rapporto tra noi e il comune di Porto Empedocle, che di conseguenza non incasserà più il canone di locazione di 222.750 euro all'anno. Il rapporto risale al 2007, quando l'area ex Montedison, reduce da 30 anni di degrado e ridotta a un immondiziaio, fu assegnata dal comune al gruppo Moncada tramite una gara pubblica in cui è stata depositata un'offerta con un rialzo del 65%. L'attuale triste epilogo non deriva affatto dalla nostra volontà di abbandonare un territorio al quale siamo legati e che tanto bene ci ha accolto, ma al contrario dalle incomprensioni e incomprensibili decisioni assunte dall'attuale sindaco in carica Calogero Martello. Infatti il sindaco ha preferito ostinarsi nel portare avanti un contenzioso piuttosto che ragionare sulle diverse formule prospettate dal gruppo Moncada di prorogare il contratto di locazione, ovvero per ragionevolmente dividere e delimitare l'area per un utilizzo promiscuo della stessa fra le parti. Come statuito dalla impugnata sentenza di primo grado, saranno restituiti solamente gli unici 4 immobili di proprietà del comune, sui quali sussisteva un rapporto di locazione fra le parti, mentre su tutta la restante area, compresi i capannoni edificati successivamente all'area sportiva adiacente, il gruppo Moncada manterrà invece il diritto di ogni titolarità per un periodo di 10 anni. Ciò condurrà inevitabilmente alla conseguenza per il Comune di avviare nuove attività consenziose dirette a definire le modalità di accesso necessarie per raggiungere gli immobili restituiti, il tutto ovviamente con un inevitabile aggravio di spese a suo carico. Le prese di posizione del sindaco appaiono del tutto ingiustificate e stridono con la storia di chi, si legge ancora nella lettera inviata dal gruppo Moncada alla stampa, negli anni non ha solamente rivitalizzato quell'area industriale con importanti investimenti, ma anche e sempre onorato tutti gli impegni contrattualmente assunti non oggetto di contenzioso e soprattutto si è speso a favore del territorio, seguendo opere gratuite che hanno indubbiamente arricchito il territorio del comune di Porto Empedocle. Interveniamo adesso per sollecitare la popolazione e tutte le istituzioni del comune di Porto Empedocle a vigilare affinché il sindaco trovi una soluzione di utilizzo per gli immobili che consenta alle casse comunali di generare un introito anche annuale superiore rispetto al canone di 222.750 euro all'anno pagato dal gruppo Moncada, ed è il canone proposto di recente per la prosecuzione del rapporto di locazione. Lo spettacolo indecoroso al quale sarà costretta ad assistere la popolazione empedoclina alla fine del mese di settembre con l'abbandono degli immobili senza che ad oggi vi sia alcun piano di sviluppo, così come riferito dal sindaco nel corso di una recente riunione, non potrà in alcun modo essere addebitata al gruppo Moncada. Autobus inefficienti e percorsi non compatibili con il territorio. La CGIL chiede una rivoluzione dei trasporti nella città di Agrigento. Il segretario Alfonso Buscemi parla di cattiva programmazione da parte della TUE e chiede che si attivi subito il bando di gara per affidare il nuovo servizio. Arturo Cantella. Muoversi nella città di Agrigento, soprattutto per gli anziani, è diventato ormai un grosso problema
causa anche della cattiva programmazione da parte della società TUA, Trasporti Urbani Agrigentini, che attualmente gestisce il servizio. Con una nota resa pubblica il segretario generale della CGIL Buscemi e il rappresentante del sindacato dei pensionati Cangemi denunciano la situazione della gestione del trasporto locale. Aggiungono i due sindacalisti, le linee urbane non risultano compatibili con le caratteristiche e le peculiarità del territorio del comune di Agrigento. Centro città distante e slegato dai vari quartieri, basta pensare al villaggio Mosè, Cannatello, Peruzzo, San Leone, Fontanelle, San Michele, Villa Seta, Monserrato e frazioni come Montaperto e Giardina Gallotti. Nello specifico, continuano i rappresentanti della CGIL, le frequenze di transito dei bus nelle due linee interne verde e rossa risultano inadeguate, non funzionali alle esigenze del movimento dei cittadini. La linea verde con frequenza ogni 50 minuti e la linea rossa ogni 45 minuti. Le linee che collegano il centro ai quartieri periferici come Villa Seta, Fontanelle, Consolida ogni mattina avvengono circa ogni 30 minuti, pomeriggio ogni ora, villaggio Mosè e San Leone ogni 40 minuti. La cosa si complica di più per il collegamento del centro città con le varie frazioni come Montaperto e Giardina Gallotti, dove solo 4 corse al giorno non sono sufficienti. Un trasporto urbano così organizzato non fa altro che consolidare la marginalizzazione che per altri aspetti i cittadini che abitano in periferia alle frazioni già vivono. Da tempo, troppo tempo, la Filtri CGIL ha evidenziato con forza queste problematiche, scrivendo alla TUA, al sindaco di Agrigento, senza avere però nessun riscontro. Ancora, a differenza della gran parte delle città italiane, non esiste il biglietto al tempo, che dura 90-120 minuti, sorpreso, non si capisce per quale motivo. La mancanza del biglietto a tempo crea grave nocumento alle tasche dei cittadini, soprattutto dei pensionati. Se un passeggero vive in periferia, per esempio a San Leone, deve recarsi presso gli uffici del comune e spende in media 4,80 € andata e ritorno di biglietti, in quanto deve prendere 4 bus, visto che ogni corsa costa 1,20 € se compra i biglietti nelle biglietterie esterne. Se è costretto invece a comprarlo sull'autobus, il costo è di circa 1,70 €. Ecco allora che il conto diventa ancora più salato, non più 4,80 € ma 6,80 €. A tal proposito, concludono Buscemi e Cangemi, riteniamo che sarebbe utile aprire una discussione con le organizzazioni sindacali prima della pubblicazione del bando di gara per focalizzare le criticità della gestione attuale per programmare il futuro servizio tenendo conto delle esigenze della mobilità della cittadinanza agrigentina, con particolare attenzione a quelle degli anziani e studenti. La CGIL ha chiesto un incontro con il sindaco al fine di affrontare il problema. Un intenso sciame sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra Bronte, Catania, Regalbuto e Troina in provincia di Enna. Le scosse di maggiore entità sono state comprese fra i 2,0 e i 3,5 gradi della scala Richter. Sono state avvertite, non sono stati segnalati danni. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana spiega lo sciame sismico in corso e una ideale congiungente Bronte con Lago di Pozzillo, Agira, i comuni vicini Regalbuto, Gagliano, Troina, Cesarò, Randazzo, Bronte. Decine le scosse di piccola magnitudo, massima 3,5, profondità circa 16-18 km. A Palermo, dopo 2 anni, salta il tappo e riapre Viale Regione Siciliana. Vediamo. Non credo ci sia da gioire particolarmente per diciamo, il ripristino di una condizione normale dopo 2 anni e mezzo di sofferenza per i cittadini. Di certo la nostra amministrazione ha seguito ed accelerato la parte finale di questo blocco che anche grazie all'intervento della Regione Siciliana è stato possibile rimuovere, riprendendo dei lavori che per troppo tempo sono rimasti sospesi e dall'incerto finale. Adesso pensiamo a rimuovere gli altri diaframmi che bloccano la città. L'assessore Orlando è molto presente ed attivo su questo e riteniamo anche di dover affrontare con celerità il tema del blocco del Papireto che proprio oggi mi vedrà diciamo, contattare il
il commissario per il dissesto idrogeologico. Per un cantiere che si apre, per un cantiere che si chiude in Viale Regione Siciliana, un altro sarà destinato ad aprirsi molto presto, si spera, quello del Ponte Corleone. Qual è la situazione? Ponte Corleone è un altro punto di impegno del governo della città, insieme all'assessore Orlando stiamo seguendo la parte, diciamo, preliminare della istruttoria, perché la precedente amministrazione non aveva neanche concluso la convenzione con l'ANAS, e la chiuderemo nei primi giorni di settembre, di modo che l'ANAS potrà iniziare i lavori di consolidamento alla base del ponte, al termine dei quali già le due corsie potranno essere ripristinate secondo la normale direzione e dinamica di traffico, e poi si procederà evidentemente con nuove risorse al raddoppio. Elisa e Irama, come Tommaso Paradiso, altri due concerti da tutto esaurito nella Valle dei Templi l'1 e il 3 settembre, e dopo di loro ci saranno Coez il 9 settembre, Dusilia Foer il 10 e poi Eros Ramazzotti nelle serate finali del 17 e 18. Arturo Cantella. Un consuntivo di questa prima tranche di eventi sicuramente positivo, un cartellone scelto che è un mix tra i gusti di persone, diciamo, mature e di giovani, quindi diciamo è questo l'indirizzo che avete scelto, emulando un po', diciamo, le linee guida dell'ultimo Festival di Sanremo. Sì, esatto, abbiamo preso spunto anche da quello, l'idea di trovare una via di mezzo tra il nuovo e il vecchio, se posso, una via di mezzo che a quanto pare ha funzionato e funziona oggi, perché la musica cresce e si evolve negli anni, e il vecchio rimane, ha la sua importanza, lo vediamo sempre come sia un punto fisso, ma il giovane cresce, il giovane attira, il giovane chiama, lo vediamo col pubblico, lo vediamo nei risultati, nei numeri, abbiamo avuto successo con tutti e siamo contenti di questo. Quindi un mix che sicuramente continuerete a scegliere anche per le prossime edizioni, insomma un cantiere ricco c'è da parte della Fondazione. Sì, è un mix che riproporremo sicuramente, perché, ripeto, il vecchio è quello che funziona, ma il nuovo chiama, il nuovo è appunto il futuro. Puntiamo sui giovani, sulla presenza dei giovani, il desiderio dei giovani, la voglia dei giovani di uscire, di andare a godersi una serata, di vedere uno spettacolo, di divertirsi, di provare queste forti emozioni che solo uno spettacolo può dare. Di non comunicare solo attraverso i social, no? Esatto, di abbandonare momentaneamente il telefono, la parte social, e viversi la realtà attiva, la realtà musicale, che è quella che di fatto alimenta le passioni più grandi nell'uomo, nel giovane soprattutto oggi. Ricordiamo gli ultimi appuntamenti proprio destinati a un pubblico particolare. Sì, abbiamo giovedì un grande evento, abbiamo una grande artista come Elisa, che porta uno spettacolo in tour rivolto ad un aspetto, una tematica oggi importante, oggi centrale, il green, quindi una lotta che lei propone verso l'ambiente e il rispetto dell'ambiente. E successivamente avremo sabato Irama, un artista, un ragazzo che tra i giovani oggi va in maniera eccezionale, eccellente, ha alti numeri, alto successo, è ascoltato, è cercato, quindi un artista che attira. La settimana prossima, il 9, abbiamo Coez, un altro artista che tra i giovani va molto, che è abbastanza seguito anche questo artista. Abbiamo poi una data di Drusilla, un artista speciale, un artista con la maiuscola, direi, un personaggio per molti stravagante, ma che ha tanto da raccontare, ha tanto da istruire, da spiegare, un artista speciale. E poi chiudiamo con il botto, due date di Ramazzotti, che
ha scelto la valle, ha scelto i templi come meta per iniziare un pre-tour che poi andrà in tutto il mondo, quindi una data abbastanza particolare, abbastanza speciale per noi, per lui, per la città, per tutti. Federico, una domanda sul personale, ecco, tu sei cresciuto con due grandi maestri, Enzo ed Emi, ecco, come ti hanno formato e come si è influenzata anche la tua personalità da un punto di vista proprio musicale? Mi hanno formato che sin da piccolo la cultura del lavoro è stata all'ordine del giorno. Cioè nulla è dovuto, nulla è dato, te lo guadagni sul campo, con il fango, con la polvere, col sudore, quindi di questo devo ringraziarli, perché oggi anche un gelato è guadagnato col sudore, quindi ho sicuramente dato e do importanza alle cose. Poi sì, sono due maestri, ora non vorrei esagerare per non alimentare l'ego, però sono due persone abbastanza ferrate, abbastanza inquadrate, che spero mi hanno trasmesso una cultura e un'educazione positiva. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Marcello Giavarini, ex presidente dell'Acragas, continua il suo impegno nei confronti del sociale grazie all'amicizia che lo lega al presidente della SEAP dall'Icardillo Aragona, Nino Di Giacomo. L'imprenditore licatese, da sempre legato alle cause sportive e sociali del territorio, ha deciso di contribuire con una donazione personale di 5.000 euro per la realizzazione della festa di San Vincenzo, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre ad Aragona. Noto imprenditore licatese che vive e opera a Sofia in Bulgaria, da anni investe il suo capitale in attività sociali e sportive del territorio della provincia agrigentina. Risale allo scorso maggio infatti la donazione di 15.000 euro fatta al comune di Licata per i festeggiamenti di Sant'Angelo. Ad Agrigento e provincia Giovanni ha finanziato anche le feste di San Calogero. Su questa sua passione verso i santi dice: da piccolo sono sempre stato legato alle tradizioni popolari della nostra provincia, in particolar modo alle feste dei santi patroni locali. Quando posso e mi chiedono di contribuire con qualche donazione, dice, lo faccio volentieri. Stagione estiva ad Agrigento. Il sindaco della città dei templi, Franco Micciche, traccia un bilancio e difende la sua ordinanza di agosto su musica e bevande alcoliche. Arturo Cantella. Ecco, siamo al 30 agosto, si può fare già un bilancio dell'attività estiva a San Leone. Ci sono stati momenti belli di spensieratezza, di gioia, di divertimento, ma anche momenti impegnativi, come ad esempio l'incontro qui al Comune sui volumi alti che stabilimenti balneari facevano alle dune. Insomma, un bilancio della stagione estiva, se si può fare qui a fine mese. Bilancio non so come farlo, se farlo in positivo o in negativo. Sicuramente c'è stata una ripresa del turismo che però voglio precisare non vuol dire andare a consumare dopo le 2 di notte una birra alcolica in riva al mare. Turismo vuol dire visitare la Valle dei Templi, turismo vuol dire visitare il centro storico, turismo vuol dire anche da parte nostra dare dei servizi. E naturalmente ci sono delle regole da rispettare come in tutta Italia, vanno rispettate anche qui ad Agrigento. Un cartellone ricchissimo che l'amministrazione ha preparato con ospiti particolarmente bravi, importanti. Sì, quest'anno abbiamo avuto un cartellone degli spettacoli, oltre che vivo, anche quasi continuativo, e non vi nascondo che continueremo ancora e già stiamo programmando per destagionalizzare proprio questi eventi, per far sì che Agrigento ogni mese abbia un evento. Novità su Agrigento, capitale della cultura, ne abbiamo? Ci stiamo lavorando, i progettisti stanno lavorando sodo, non ci sono state ferie proprio di metà agosto, giornalmente ci sentiamo, devo dire che sono soddisfatto del lavoro che stanno facendo. Arrivi e presenze complessivamente quasi raddoppiati in Sicilia rispetto al 2021 e aumentano in modo significativo i turisti stranieri che vengono a visitare l'isola. Il turismo siciliano si avvicina così ai numeri del 2019, ultimo anno d'oro prima della pandemia. Si conferma inoltre l'aumento della permanenza nella regione con una media che si attesta a oltre 3 giorni.
Secondo i dati riguardanti il settore alberghiero ed extraalberghiero elaborati dal Dipartimento del Turismo della Regione Siciliana, da gennaio alla fine di luglio 2022 gli arrivi complessivamente sono cresciuti dell'89,3% rispetto all'anno scorso, le presenze del 93,6%. In valore assoluto nei primi 7 mesi del 2022 sono stati registrati 2.340.048 arrivi e 7.302.064 presenze contro 1.235.926 arrivi e 3.770.914 presenze dello stesso periodo nel 2021. I numeri del 2022 sono molto vicini a quelli del 2019, anno da prendere come termine di paragone, poiché non c'erano le restrizioni dovute alla pandemia che invece hanno caratterizzato il 2020, in parte considerevole il 2021 e anche l'inizio di questo anno. Rilevante l'aumento dei flussi turistici stranieri. Gli arrivi di visitatori dall'estero quest'anno sono cresciuti del 301% rispetto al 2021, le presenze del 285%. In crescita anche i turisti italiani sia per gli arrivi sia per le presenze. La permanenza dei turisti negli isole inoltre nei primi 7 mesi del 2022 si attesta in media 3,2 giorni. L'anno scorso erano stati 3,1, nel 2019 2,8. La crescita della durata dei soggiorni è uno degli obiettivi di Sisiseli, il programma di incentivi al turismo lanciato dalla Regione Siciliana nel 2021 tramite il Dipartimento regionale del turismo è riproposto anche quest'anno. Visitare un territorio immergendosi nella sua identità e nel suo modo di vivere, coglierne tratti peculiari, scoprire aspetti poco noti dei luoghi. Il cosiddetto turismo esperienziale è in crescita anche in Sicilia, intanto e funge senza dubbio da traino per il commercio. Lo conferma la CNA Sicilia, la Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che ha organizzato alla Camera di Commercio di Palermo un importante appuntamento. Sono stati così presentati a luglio percorsi turistici alla scoperta proprio della Sicilia. Soddisfatto è Piero Giglione, segretario regionale di CNA Sicilia. Le province siciliane partecipano a questo progetto che abbiamo già sperimentato con successo nel 2019, dice. Ai percorsi hanno aderito oltre 200 imprese siciliane. Secondo Infocamere, la Sicilia è inoltre la prima regione in Italia per numero di imprese artigiane inerenti e affini al turismo che si iscrivono alla Camera di Commercio su una media nazionale che è del 15%. Quindi come CNA avvertiamo una grande responsabilità e ci impegneremo a portare avanti questo progetto che abbiamo voluto presentare alla Camera di Commercio di Palermo, che è la casa delle imprese. Concorso fotografa alla Sagra, ieri la premiazione degli scatti che meglio hanno saputo raccontare fede e tradizioni legate al santo piumato dagli agrigentini. Vediamo. Si è svolta ieri sera presso l'Hotel Costa Azzurra la cerimonia di premiazione del contest fotografico Fotografa San Calogero, ideato dal collega Vecchio e organizzato da Agrigento Oggi, Francesco Novara e Giada Attanasio, in collaborazione con il distretto turistico Valle dei Templi. Una cerimonia suggellata da emozioni alla presenza di un pubblico attento. 3 i premi consegnati: il primo per la migliore foto a colori, migliore foto in bianco e nero, migliore foto a destinazione turistica. Sul palco Lello Casesa, delegato del Comitato per le Tradizioni Popolari Siciliane, il giornalista Radio Rai Carmelo Lazzaro. La manifestazione è giunta alla sua 11ª edizione, ha avuto inizio con un omaggio ad Alfonso Restivo, conosciuto da tutti come Fofò Purtuso, un video con protagonista proprio il Paladino. Lello Casesa ha consegnato la targa delle tradizioni popolari al fratello di Fofò, toccante l'ingresso di Simona Bruccieri, erede del Paladino, che ha indossato l'abito crociato che fu di Fonzio Purtuso. Altro momento bello, l'esibizione dei Tammura di Girgenti, il tutto alla presenza dell'Associazione Devoti Portatori di San Calogero.
A vincere il premio per la migliore foto a colori la giovane Noemi Raia, migliore foto in bianco e nero Giuseppe Greco. Come già avvenuto per il premio fotografo Il Mandorlo in Fiore, anche quest'anno su indicazione del distretto della Valle dei Templi al suo amministratore Fabrizio Lagaipa è stato consegnato un premio speciale alla migliore foto che ha rappresentato la destinazione Agrigento, dato a Giuseppe Cacocciola, che ritrae proprio Alfonso Restivo dinanzi al simulacro di San Calogero, un volto pieno di fede e di devozione. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Agrigento, presenti l'assessore al turismo Picarella. La giuria ha decretato inoltre vincitori, capitanata dal giornalista Stelio Zaccaria, Manuela Paradisi, Francesco Novara, Domenico Vecchio, presente anche il vicepresidente della Fondazione Teatro Pirandello, Andrea Cirino. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.